Ad aprile le immatricolazioni di nuove auto nell'Unione Europea hanno registrato un calo su base annua del 76,3%. Il primo mese intero con restrizioni Covid-19 in atto hanno provocato il più forte calo mensile della domanda di auto da quando sono iniziati i record. Con la maggior parte degli showroom in Europa chiusi per l'intero mese, il numero di nuove auto vendute è sceso da 1.143.046 unità dell'aprile 2019 a 270.682. Italia e Spagna hanno subito le maggiori perdite, con le immatricolazioni delle auto in calo rispettivamente del 97,6% e del 96,5%. Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato SURE, un regime temporaneo che fornirà agli Stati membri fino a 100 miliardi di prestiti a condizioni favorevoli. Lo strumento consente di chiedere il sostegno finanziario dell'Unione Europea per contribuire al finanziamento degli aumenti della spesa pubblica nazionale connessi alla crisi indotta dal Covid-19 e in particolare alle ripercussioni sulle retribuzioni dei lavoratori. SURE è una delle 3 reti di sicurezza del valore di 540 miliardi per l'occupazione, i lavoratori, le imprese e gli Stati membri, approvata dall'Eurogruppo il 9 aprile scorso. Per marzo l'Istat stima che l'indice desagionalizzato della produzione nelle costruzioni abbia registrato un calo del 36,2% rispetto al mese precedente. Nel primo trimestre la flessione è stata del 6,8% rispetto al trimestre precedente. Su base annua l'indice corretto per gli effetti di calendario cala del 35,4%. Secondo l'Istat il dato di marzo segna una flessione senza precedenti della produzione nelle costruzioni. A Francavilla Marittima, in provincia di Cosenza, è stata posata la prima pietra del megalotto 3 della strada statale ionica. L'opera ha un valore di circa 980 milioni di euro, 1.500 i nuovi posti di lavoro tra diretti e indiretti. È stata commissionata dall'ANAS e sarà realizzata dal gruppo WeBuild nell'ambito di Progetto Italia, l'operazione industriale promossa da Salini in Pregilo per il rafforzamento ed il rilancio del settore delle infrastrutture nel paese. Gli investimenti per il futuro del nostro paese ripartono oggi e da qui, dal Sud Italia, ha detto l'amministratore delegato di WeBuild Pietro Salini.